La splendida cornice di Villa Toppoflorio a Butrio ha omaggiato la vita di Italo Balbo, aviatore, maresciallo dell'aria e governatore della Libia. La storia è storia, le chiacchiere e la propaganda non cancellano l'esempio e la dignità di un uomo capace di cambiare l'aeronautica militare e civile in Italia. Presente il figlio Paolo, così si è espresso al nostro microfono. Ho vissuto qua da bambino, poi da ragazzo, fino al 1900, fino alla fine della guerra. Quindi è una villa che per me è piena di ricordi. Quindi sono anche molto commosso perché era la prima volta che tornavo dopo infinità di anni. La risposta della gente è stata importante. Molto, non credevo a una cosa del genere, veramente. Tantissima gente, non credevo tanta. Qui c'è un pezzo di storia d'Italia, non è un eufemismo e non è neppure propaganda. No, è un pezzo di storia d'Italia e dal punto di vista della storia dell'aviazione è un pezzo di storia dell'aviazione mondiale, diciamo anche. La gente ha risposto presente, no? Come si dice in questi casi, seppure il maltempo un po' ha, tra parentesi, rovinato la giornata. No, c'è stata veramente tanta gente, malgrado appunto questo tempo che non è certo clemente. La partecipazione della gente è stata veramente inaspettata, ecco, per me. Poi qua ci sono dei cimeli inediti. Dei cimeli molto importanti, dei cimeli inediti, la mostra è molto bella e chi ha passione per queste cose dovrebbe veramente venirla a vedere. Se dobbiamo parlare di aviazione, che consiglio dà ai giovani d'oggi? Se dobbiamo parlare di aviazione, che consiglio do ai giovani? Che per dedicarsi all'aviazione bisogna avere una grandissima passione per l'aviazione, per il volo, per tutto ciò che rappresenta il volo, se no è meglio lasciar perdere. Allora Maria, siamo qua all'interno di questa bellissima manifestazione per riscoprire un pezzo d'Italia troppo presto dimenticato. Sì, è una storia che comunque è collegata a Butrio, che andava riscoperta e quindi come associazione ci tenevamo a ripresentarla. Migliore occasione di farla oggi in contemporanea con l'inaugurazione dell'Expo di Milano, ricordando l'Expo di Chicago con i 24 idrovolanti ed Italo Balbo, che si sposò proprio a Villa di Toppo, e quindi questo è motivo di grande orgoglio. La partecipazione, abbiamo visto la curiosità, perché l'importante è suscitare curiosità, e quindi la gente, le persone nostre amiche, ha risposto in maniera numerosa e di questo siamo molto felici. Ecco, questo è un vernissage, come dicono i francesi, nel senso che ci sarà questo weekend dedicato, poi però la mostra non finisce qui. No, perché l'amministrazione comunale con la quale abbiamo collaborato ci ha chiesto nei weekend di lasciarla aperta sia per poi il concorso mondiale del Sauvignon e anche fino alla Fiera dei Vini, anche perché i testi sono già tradotti in inglese, quindi questo facilita anche i turisti stranieri a venire a visitarla. Senti, per concludere, quante ore di lavoro? Tantissimo, abbiamo fatto le ore piccole in quest'ultima settimana per recuperare i tempi, è da un anno che ci stiamo dietro, però tutti molto soddisfatti stasera. Bene, ti lasciamo ai commensali. Ti ringrazio e vi aspettiamo a Butrio. Di Cocco dell'Ufficio Storico dell'Aeronautica e siamo venuti appunto da Roma per portare il discorso di Italo Balbo della Crociera Atlantica. Terremo delle conferenze, delle presentazioni, abbiamo un simulatore di un aeroplano che ormai non esiste più, l'S-55, e cercheremo tramite la nostra esperienza e la nostra piccola volontà di poter far vedere cos'è l'aeronautica e cosa ha fatto in quel periodo. Possiamo dire che la trasvolata del 33 è stato a tutti gli effetti il passaggio, no? Da un'aeronautica ancora così in fase, come si può dire, in fase pionieristica ad un'aeronautica militare professionale. Allora considerate una cosa importante, Balbo già nel 28 tornando dagli Stati Uniti pensò che prese come esempio l'Inghilterra che con le sue navi portò la bandiera inglese per tutto il mondo. Da quel momento pensò perché l'Italia, che è all'avanguardia dell'aviazione, della forza aerea nel mondo, non porta la bandiera italiana non tanto in giro per il mondo ma alle nostre popolazioni che sono immigrate e fece un voto, il voto di portare la tecnologia e la forza italiana nel nuovo continente, sia in Brasile che negli Stati Uniti, e così avvenne con le due crociere atlantiche.
Quanto resterà aperta la mostra? Noi, posso dire noi quanto saremo presenti fino a domenica e porteremo sia la nostra editoria storica che il nostro lavoro. Noi abbiamo ricostruito Orbetello del 1933, la base dal quale è partita lo Balbo nelle varie crociere atlantiche, distrutta dai tedeschi nel 1944, l'abbiamo ricostruita virtualmente. Ricostruendola virtualmente diamo la possibilità alla gente comune, agli studiosi, di rivedere il periodo storico nel tempo, di aprire uno slot, un gate temporale e rivedere com'era effettivamente la base nel 1933. E ci proponiamo in questi giorni di far conoscere e far vedere queste situazioni. Sì, sono interessato a vedere il percorso e i chilometri. Di dov'è? Di Conegliano. Di Conegliano Veneto, dunque un po' di qua, diciamo di là delle Aghe, come si dice in Friuli. Esatto. Senta, è una bellissima iniziativa anche per far scoprire ulteriormente la storia d'Italia. Beh, sì, anche in concomitanza con il 1° maggio e anche con l'apertura dell'Expo di Milano, quindi l'iniziativa cade proprio ad hoc, insomma, ecco. Ci vorrebbero più stranieri per capire un attimo quello che riusciamo a fare e pensare alle cose belle, non alle cose brutte, insomma, ecco. Forse è un modo in più per scoprire la storia d'Italia. Sì, sì, la storia, diciamo la parte più bella della storia d'Italia, visto che il periodo era quello che è stato, insomma, ecco. Se non fosse stato per gli altri eventi forse sarebbe stata ancora più bella, ecco. La lasciamo nel suo tour, grazie a lei. Grazie. Sentiamo anche questi signori presenti alla mostra, bella iniziativa. Bella, sono appena entrata, quindi non so ancora niente, devo ancora visitare. La pioggia purtroppo ha rovinato la pioggia, sono venuta da Trieste e adesso vediamo. Ecco, allora la lasciamo nel suo tour. Va bene, grazie. Come sta andando? Tutto benissimo. Bene, vediamo che la pioggia è arrivata, però il vino scorre a fiumi. Beh, adesso attendiamo gli ospiti che scendono dalla riunione e vedremo come scorrerà. Sicuramente sarà come dice lei, scorrerà a fiumi. Senta un po', che diciamo così, che prelibatezze farete assaggiare ai commensali? Beh, adesso per quanto c'è il catering non potrebbero rispondere le signorine, io non lo so. Se riguarda diciamo il carburante? Il carburante abbiamo degli ottimi spumanti, dei bianchi, dei chardonnay, dei sauvignon e un ottimo rosso, un omaggio rosso. Perfetto, la lasciamo al suo lavoro. Grazie. Raccontateci un po' cosa avete preparato. Allora, abbiamo dei crostini, abbiamo degli gnocchi al semolino con semi di papavero e parmigiano. Certamente. E poi dall'altra parte abbiamo dei crostini con del tonno, e con prosciutto, e formaggio e ancora avevamo con baccalà mantecato. Bene, è proprio un piatto veneto friulano che si sposa in pieno. Lei invece cosa dice? Aspettiamo gli ospiti. Diciamo veloci, chiari. Tutti pronti. Allora non resta che dire, let's go, si parte? Si parte. Bene, semaforo verde. Pronte. Bene, come sta andando? Benissimo, grazie. Peccato per la pioggia. No? Un bel tempo ci sarebbe voluto, però va bene anche così. Quello che conta è che insomma il pubblico ha risposto. Assolutamente sì, siamo qua numerosi e noi siamo lieti di accoglierli. Il motore in caldo, come si dice? Più del caldo. Tutto a posto, Oliotto, eh? Siamo a 1000. Non resta che partire. Siamo già pronti. Bene, la lasciamo sul lavoro. Andiamo a sentire anche la sommelier. Allora, innanzitutto, prima non sapevamo bene i gradi militari. Io ho fatto il militare, ma non nell'aeronautica, dunque magari... Senta, che grado ha lei? Cos'è, colonnello? No, faccio del mio meglio. Io faccio parte dell'associazione, della fondazione. La fondazione? Fondazione Italiana Sommelier, sì. Friulano. Istituita anche. Allora sta ben per Furlan. Sta ben per Furlan. Allora, Helsinki, Teville, dove è la sede di Poc Temp. Collaborem con la Proloco, col Comune di Buri, in un manco anche al Covente. E la villa è importante perché qui è la villa Florio che faceva vin, la Florio ha sposato il Balbo, te villa Florio si fa le feste dal vin, dal 33 che si fa, e a te villa Bas però comunque era sempre de famè Florio, e quindi alle tutte une robe collegate, il vin, il Balbo, le transvolate. Si svole bene. Si svole bene, poi Butrio, città del vino. E quindi tutta una particolarità. Sa che Buri ha una particolarità. Sen capital dagli autoctoni. E non da Michel, che all'orloi col culparaia. Contrari, così qualche on alle un'inen alterata, al sa ben c'è recae stesso. Perfetto.
Vedete i vins che sono pronti? Sì, i vins sono pronti, aspettiamo che venga io, come? Per essere finite, dopo via. Qua, siamo qua, un'altra sommelier, vediamo il piattino è pronto. Buonasera, signora. Non sa di tappo? Buonasera. Non sa di tappo. Le bottiglie aperte sa di tappo. Bon. Vino eccezionale. Complimenti ai vignaioli di Butrio. Sempre beve con calma. Con calma, Blanc, Roche, Voleso. Allora cominciamo con le bollicine. Come che dice i Technics, sì. Ci affidiamo alle sue mani. Bene, spero che vi troviate bene con me d'accordo su quello che vado a servire adesso a loro. Va bene? Qua, mentre il nostro tecnico, anche Maurizio, assaggia, andiamo a sentire. Blanc de Blanc. Un colore che dice tutta. Va giù, come si dice, che è una musica. Benissimo. Possiamo dire, vista anche la giornata, cari amici che ci state guardando sulle frequenze di Canal Furlan e anche attraverso YouTube, possiamo dire insomma che il giallo pagliericcio, come dice qualcuno, paglierino, non pagliericcio, perché sennò giustamente il tecnico mi tira le orecchie, cariche e briscole, direbbe da dire, ma si può anche giocare il settebello con questo, no? La premiera vicino. Sì, questo qua si chiama il gioco della scopa, giusto? Giusto. Comunque qua si vince veramente, è un vino vincente, sì. Complimenti all'azienda Rosa Bosco. Benissimo, abbiamo fatto anche la pubblicità, benissimo, cin cin, no, facciamo lo stesso, ecco qua. Prendiamo al volo il sindaco di Butrio, Giorgio Sincerotto. Allora, bella manifestazione, la gente ha risposto alle grandi. Ma direi di sì, c'è stato veramente un grosso consenso di pubblico proveniente soprattutto anche da fuori regione. Poi avevamo tutto lo staff più alti livelli dell'aeronautica militare e soprattutto la presenza di una persona come Paolo Balbo che fa parte della storia del nostro comune, o meglio il papà ha fatto la storia del nostro comune. E tra l'altro Paolo Balbo è nato qua poi, no? Paolo Balbo è nato in Friuli, non proprio qui a Butrio, ma diciamo la sua infanzia l'ha passata molto qui in Butrio, soprattutto nei periodi estivi, perché questa è la residenza proprio dove noi ci troviamo della famiglia Balbo e diciamo Florio, dei conti Florio. Senta una cosa, in tempi in cui non si riconosce bene la storia d'Italia, queste mostre a cosa servono? Queste mostre servono a far cambiare idea delle persone che molte volte hanno dei preconcetti nei confronti di un periodo storico ben definito. Prima ho sentito alcuni interventi, diciamo che la parte fondamentale è la laicità. Non dobbiamo essere costretti a pensare solamente in un'unica direzione, ma cercare di capire quali sono state le valenze da una parte o dall'altra. Non resta che dire, invitare i telespettatori a partecipare. Esattamente, venite qui a Butrio, questa mostra è aperta in questo weekend fino diciamo domenica e poi riprenderà nel periodo della Fiera del Vino che è il 6-7 giugno e 13-14 giugno, per cui vi invito a partecipare anche a questa manifestazione, ma soprattutto a seguire Butrio dai social network e in questi punti dove potete trovare diverse manifestazioni sul territorio.